Questa è una giornata importante, il secondo giorno della settimana della comunicazione psicologica. Il messaggio che vogliamo dare è che la possibilità di comunicare la psicologia passa attraverso diversi canali, diverse forme, proprio perché la psicologia può abbracciare veramente una vastissima gamma di aspetti della vita umana. L'Ordine degli Psicologi del Veneto ha presentato ai propri iscritti la convenzione che permetterà agli psicologi di visitare la mostra di Escher a tariffa ridotta. La mostra, organizzata dalla società Artemisia Group, è ospitata nel complesso museale di Santa Caterina a Treviso. Proprio fra i preziosi affreschi delle storie di Sant'Orsola dipinti da Tommaso da Modena, il presidente Alessandro De Carlo e la dottoressa Beatrice Giovannoni hanno accolto quasi 40 psicologi provenienti da tutta la regione, ricordando il legame fra l'arte e la psicologia. Escher è un artista di multiforme ingegno. C'è uno studio della percezione assolutamente rilevante, ecco, in questo artista e la mostra stessa è ricca, ecco, di informazioni e di aspetti, di apparati ludici sia per i bambini che di apparati comunque tecnologici per gli adulti. Le illusioni ottiche di Escher, le forme geometriche, le scienze naturali applicate alla rappresentazione colpiscono non solo l'occhio, ma la mente dell'osservatore. È uno studio della percezione psicologica vasta e oltretutto è un artista che appunto va a intrecciarsi con quello che è anche la percezione, se vogliamo, non solo della realtà, della prospettiva, ma anche in termini proprio psicologici. C'è una perdita quasi dell'individuo in questo insieme. Psicologia e arte dunque. Un connubio naturale, grazie al quale la cultura e la bellezza diventano elementi di benessere. La psicologia ha sempre dato all'arte modi, tecniche, spunti e anche gli psicologi stessi. Oggi invece riteniamo che è arrivato il momento, abbiamo acquisito informazioni e dati sufficienti affinché sia l'arte a essere utilizzabile dagli psicologi, dagli psicoterapeuti, a fini di prevenzione, di educazione, di formazione, di riabilitazione e di clinica. Ma quella legata alla mostra di Escher non sarà l'unica iniziativa dell'Ordine, che per il 2016 ha in programma nuovi servizi per gli iscritti. È un grande piacere essere qui oggi perché è il primo evento realizzato nell'ambito di una collaborazione fra l'Ordine degli Psicologi e una struttura museale importante. Abbiamo già attivato nell'ambito di una commissione, la cui coordinatrice, che saluto, è la dottoressa Marisa Galbussera, una serie di iniziative all'interno dei sistemi museali di ogni capoluogo di provincia, quindi in tutta la regione del Veneto.